3, 2, 1. Susi Patrizio News. Dici del turismo. Ta-dam! Ma scusa, cos'hai al collo? Sembri un lampadario a goccia. Sì, è un po' estetica così, vabbè. per dare un po' un tono, anche ci avviciniamo alle vacanze di Natale. Ho capito. Quindi prendete il lampadario, mettetevelo alle orecchie, così e fa sempre il suo effetto. Sembrate anche voi un alberino. Vabbè, Va bene. allora segnalazioni, prendete nota, ce ne sono tante Sì. di segnalazioni particolari. Dimmi. Perché per le festività natalizie, Certo. le dimore storiche del Veneto organizzano degli eventi speciali. Per esempio, sul lago di Garda, Villa dei Cedri, relax termale. Villa Cariola, cenone di Capodanno. Ci andate sempre con... provincia di Verona, sì, vabbè. A Villa Mosconi Bertani, degustazione di vini locali. Villa della Torre, cooking class. Poi a Vicenza il Castello di Thiene, concerto Candle Night il 13 dicembre, e poi visite guidate il 15. A Villa Valmarana ai Nani, che bella, la conosco. sì, sono tutte bellissime. Sì. C'è il concerto di Natale il 21 dicembre. Che bello. A Padova, Villa Roberti, laboratori natalizi per bambini. Castello del Cataio, visite guidate. Ancora? Castello di San Pelagio. Insomma, andate in Veneto. Apre le stanze d'Annunziane. Aspetta, Parco Frassanella, le grotte artificiali. Villa Foscarini Rossi, siamo Ancora? a Treviso, Museo della Calzatura. Ti devo fermare? No, perché manca solo l'ultima, Sì. Villa Kazan, atmosfera romantica. Così in genere, comunque sempre con le cose del lampadario, mi raccomando. E anche in Piemonte è nato un nuovo appuntamento, brand turistico. Brand. Sì, Forti Piemonte. Che cosa vuole dire? Che lo fanno solo i forti? No, ma che vai per forti, come per esempio da Gavi in poi, per offrire un'esperienza varia, cioè dove c'è anche musica, spettacolo, escursionismo, varie cose. Poi è stato lanciato anche un progetto che si chiama Le strade dei forti, che appunto bisogna essere forti perché si va a piedi o in bicicletta, e ci sono questi percorsi che collegano alcuni dei luoghi più suggestivi del Pinerolo, come la grande muraglia piemontese di Fenestrelle. Allora, la grande muraglia cinese è molto in là, e quella piemontese è un po' invece più vicina. è più a portata di mano. Dai, allora forti. vanno sempre le classifiche. Per me lasciano un po' il tempo, però in questo caso è una classifica del National Geographic, allora, che ha selezionato le 25 destinazioni migliori per i viaggi del 2025. Sì. La cosa interessante è che c'è anche una destinazione delle nostre parti. Sottolineano i monasteri cenobitici italiani, perché uniscono storia, natura e poi anche pace, occasioni appunto di meditazione. Pace, meditazione, pace. Sono citati in specifico Laverna e l'abbazia di Monte Oliveto Maggiore. Siamo in bello. Toscana. Che bello, ormai andiamo anche nelle abbazie, quindi insomma proprio veramente l'Italia aperta a tutte le caratteristiche sue particolari e peculiari. Ecco, allora, per la cronaca, poi citano in questa classifica anche Antigua, intesa però come la città coloniale patrimonio UNESCO del Guatemala, e poi delle destinazioni in Florida, in Indonesia, in Groenlandia, in Giappone, certo, in Malesia, eccetera, eccetera. Però quelli più vicini sono in Italia. Allora, a proposito di classifiche e di suggerimenti di viaggio, la città più sostenibile, qual è? L'ho letto ormai. Padova, che ha appena vinto l'Urban Award per i suoi 195 km di piste ciclabili e un innovativo sistema di monitoraggio del traffico, cioè ti spiano, ma va bene. Sul podio anche Treviso e Napoli è diventata una delle città più sostenibili, più davvero, è fantastico, è davvero bello, anche perché ci sono andata ultimamente, sono andata oltretutto a questa a connessioni inattese, a fare la presentazione del mio libro La Dea che creò l'uomo, che potete trovare adesso anche nelle librerie. Ecco perché le piace Napoli.
e c'era questo Palazzo Serra, cioè meraviglioso, ma è un posto, quindi anche l'idea di aprire poi questi palazzi, questi luoghi al turismo, e quindi dai, una città sostenibile, Napoli! Vabbè, prendiamo atto. Allora, un'altra idea qua. Allora, Bolzano sarebbe la città più instagrammabile dell'inverno 2024-2025 al mondo. E qui dicono per merito dei suoi paesaggi alpini, per merito dei mercatini di Natale, che la gente poi fotografa e mette su poi Instagram. sono qui. Avrebbe avuto, qua dicono Bolzano, 866 milioni di menzioni su Instagram. Vabbè, questo secondo la piattaforma Ipsos. No, beh, ci crediamo. No, ci crediamo. È una notizia. Sì, Bolzano, che è bella, perché certo, le montagne. Ecco, magari adesso se invece proprio di fare una fotina su Instagram, se fate un filmatino, viaggio, esatto, ce lo mandate. Ma una descrizione di un viaggio, un diario di viaggio, è meglio, meglio, rende più l'idea. Un po' più complicato. Vai avanti, che siamo già in ritardo. Ma va bene, pensionati per caso! Eccolo, per la nostra rubrica Pensionati per caso, oggi vi raccontiamo la storia di Tullio e Maria. Allora, Tullio e Maria 13 anni fa hanno deciso di andare in viaggio, di usare tutto il denaro, tutta la cosa per viaggiare, e mi sembra il tempo soprattutto delle persone che sono in pensione. Hanno visitato l'Europa, il Sud America, l'Asia, il Medio Oriente, il Nord Africa, e con l'obiettivo di esplorare almeno, cioè sono dati l'obiettivo, 50 paesi, e lo hanno fatto, lo stanno facendo, e quindi danno consigli ai viaggiatori senior, no? Di come andare, e quindi ti dicono che è fondamentale l'assicurazione, Columbus Dai, e poi bisogna affrontare viaggi imprevisti senza preoccupazioni, stessa cosa per wifi, per rimanere connessi, eccetera eccetera. E poi ti danno anche dei consigli sugli hotel a poco prezzo. Pensate che loro viaggiano senza un itinerario preciso, e per esempio in Bulgaria hanno speso solo 260 euro. Dai! No, sono bravissimi, sono i nostri pensionati per caso, assolutamente da imitare. Andiamo avanti. Allora, c'è una storia, la storia del pinguino imperatore, che ha sorpreso il mondo arrivando sulla spiaggia di Denmark in Australia occidentale. Era partito dall'Antartide. No, puro! Sono 3400 km. Ma lui, cioè siamo sicuri che è lui, perché ce ne sono tanti di pinguini nel mondo. Lei veniva di là e lui aveva avuto adesso è in cura e lo stanno in qualche modo rianimando. Sì, ma non è una bella notizia. No. Perché probabilmente è perché le correnti con i cambiamenti climatici fanno i capricci, o anche perché non trovava il cibo e quindi è andato lì. Ecco, povero pinguino. Stiamo attenti. Vai, che siamo in ritardo. Il pinguino innamorato allora, forse era innamorato, andava a cercare una pinguina. Allora, una cosa molto particolare che chiude questa storia è appunto la storia di Claude 3.5. Chi è Claude 3.5? È un'intelligenza artificiale, perché ormai avremo da fare con questo. Allora, ha scandalizzato tutti, interrompendo il suo lavoro, no? Lui era incaricato di fare un lavoro, per guardare le foto di Yellowstone su Google, cioè si è distratto. Si è fermato e è andato a guardare le foto su Google, guarda le cose, l'orsetto e la cosa, cioè è umano, è spaventoso, perché la distrazione è solo umana. E quindi lui ha anche questa caratteristica. E pensate che c'è anche un'intelligenza artificiale che ha dimostrato di sapersi evolvere, di sapere evolvere se stesso, imparare. Ma chiaro, ma dico imparare nel senso per curiosità, cioè alla fine sono curiosi e distratti. Sempre più pericolosi. Vabbè.
Fammi dire l'ultima notizia che mi riguarda. Sì. Io questo fine settimana sarò a Santa Massenza, un paese in provincia di Trento, Ah. con lo spettacolo La notte degli alambicchi accesi del gruppo teatrale Coinè. Ah, Coinè, bravissimi. Beviamo la bravissimi. grappa. Vabbè, grande, comunque grande, questo è un grande. altro Chissà discorso. come torni, va Sì, bene. sì, Attento va bene, va bene. al tuo pancreas. Dai, finiamo. Allora, documentario Misteri del Rinascimento è andato in onda. Oh, È andato in onda, è andato bene, era bellissimo e comunque appunto adesso lo potete trovare qui perché appunto è Sì. qui. Guarda, qui, Guarda. guarda, qua. Lo potete trovare, l'avete guardatelo, perso, se l'avete guardi qua. perso, guardatelo. Dai, ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima! TG del Turismo.